A Licata spara contro un'abitazione e viene arrestato dai carabinieri. Non c'è emergenza, dice il ministro dell'Interno, ma per molti c'è l'incapacità a fermare gli sbarchi. Manifestazione con un gruppo di donne richiedenti asilo. Nuovi arrivi in casa Akragas, il mercato a quanto pare risponde bene. Benvenuti su TVA Notizie. Spara contro una casa e viene arrestato dai carabinieri grazie alla videosorveglianza. È successo a Licata. I dettagli nella conferenza stampa seguita da Arturo Cantella. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Licata hanno arrestato ieri pomeriggio un pensionato di 76 anni, originario di Licata e residente in Germania, ritenuto responsabile dell'ipotesi di reato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da sparo. I carabinieri di Licata hanno ricostruito la vicenda accertando che il pensionato, a seguito di una banale lite avuta con il locatario del suo garage, un bracciante agricolo di 50 anni di Licata, scaturita da futili incomprensioni circa il prezzo del cane d'affitto. Dopo il diverbio il pensionato si è allontanato per poi ritornare dopo presso l'abitazione della stessa vittima. Dalla strada l'uomo, armato di pistola in pugno, ha esploso alcuni colpi verso il bastone dell'abitazione del rivale, che in quel momento si trovava all'interno con la sua famiglia. Fortunatamente l'azione di fuoco non ha provocato feriti nonostante alcuni proiettili siano penetrati all'interno dell'appartamento. Questa mani presso la compagnia dei carabinieri di Agrigento la conferenza stampa del comandante Lucarelli. Ci parli di questa sparatoria che è successa a Licata, che voi avete brillantemente risolto il caso. Innanzitutto direi l'ennesima sparatoria, tanto per cominciare. La cosa preoccupante è che ancora una volta, per dei motivi futili o comunque che potrebbero essere serenamente risolti in ambito civilistico e in altri modi, si sceglie la strada più breve, cioè quella del in qualche modo cercare di farsi giustizia da sé, cercando di uccidere il proprio avversario, perché di questo stiamo parlando, di un tentato omicidio nel quale solo per un caso estremamente fortuito non si è cagionata la morte di una o più persone che erano all'interno di un'abitazione di Licata, i quali questa famiglia, sostanzialmente il capofamiglia, aveva preso in affitto dall'odierno arrestato un garage e non si erano messi d'accordo bene sul prezzo da pagare. Dopo un primo litigio, diciamo, avvenuto, l'odierno arrestato ha deciso di andare a prendere la sua pistola legalmente detenuta, andare sotto casa con arma in pugno, chiamare la vittima e dopo averla fatta uscire ha esploso questi colpi di pistola che, ripeto, soltanto per un caso fortuito non hanno attinto fisicamente, quindi non abbiamo avuto morti o feriti in questa circostanza, anche perché tra l'altro all'interno dell'abitazione c'era colui che aveva affittato questo garage e i due figli e la moglie, quindi noi abbiamo trovato anche questi proiettili che hanno trapassato il muro dell'abitazione, abbiamo trovato delle schegge di ogive sul pavimento, quindi serenamente potevano colpire qualcuno che era all'interno della casa, e soprattutto, ecco, quindi fa riflettere in maniera molto importante come ci sia questa tendenza a volersi risolvere i problemi da sé, quando invece, e lo dico pubblicamente, noi carabinieri ci siamo e possiamo risolvere. Anche tante volte capita nelle stazioni carabinieri che i comandanti di stazioni facciano anche da arbitri, da giudici, facciano mettere d'accordo padri con figli, genitori o moglie e marito che hanno litigato. Tutti i giorni in tutta Italia questo succede, e succede anche a Licata. Però purtroppo dobbiamo registrare episodi di questo tipo nei quali
anche ultimamente abbiamo saputo dare prontamente risposte, perché il diritto dà sempre risposte, anche in questa circostanza. Botta e risposta tra Musumeci e il ministro Lamorgese, secondo la quale non c'è emergenza sbarchi. Non c'è emergenza in Sicilia per il ministro dell'Interno Lamorgese. Non c'è perché non tutti gli immigrati che arrivano restano nell'isola. Come dire che gli sbarchi possono continuare tranquillamente, tanto vengono distribuiti nel paese gli immigrati che arrivano. E così, anziché porre un freno all'arrivo senza soste di sbarconi e barchini carichi di esseri umani, si continua ad ignorare che l'emergenza c'è e come se c'è. E non serve certo il botta e risposta tra un ministro e un presidente di regione, nel nostro caso il presidente della regione Sicilia. Non possiamo fermare gli sbarchi autonomi, dice il ministro Lamorgese, dimostrando così l'inefficienza di un sistema che sta portando al collasso Lampedusa e la Sicilia. Il ministro, secondo l'opinione di molti, confessa l'incapacità del suo dicastero sul fronte migranti. Dichiarare lo stato di emergenza, così come richiesto dal presidente della regione Nello Musumeci, significa soltanto prendere atto della grave situazione, anche perché tra i migranti ci sono parecchi positivi al Covid. La polemica è destinata a continuare e forse anche nei confronti del suo ministro servirebbe l'autorevolezza di Mario Draghi per dare, insomma, risposte che abbiano un senso. A Quarinto è la violenza sulle donne. A Grotte si è tenuta una manifestazione con una rappresentanza di donne richiedenti asilo che si sono esibite sul palco. Vediamo. Si è svolto a Grotte la 6ª edizione di Donna con te, un concerto in passerella contro la violenza sulle donne in piazza Umberto I, uno spettacolo molto bello durato circa 90 minuti che ha visto sul palco diverse presenze tra cantanti, ballerini e attori. L'intento della stessa è stato quello di essere uniti per dire no alla violenza sulle donne. Sul palco i richiedenti asilo della comunità Sprarra Quarinto di Comitini in questa esibizione musicale che vi proponiamo. Non so nulla di mio padre, da molto ci ha lasciati. Mia madre fa la sarta, i miei genitori sono divorziati. Ho parlato con mia madre 2 anni fa, ho pochi contatti con i miei fratelli. Ringrazio Dio di essere qui. Ho lasciato il mio paese nel 2017. Avevo 17 anni. Sono stata male, avevo l'appendicite. Mi hanno portata in ospedale, ma non avevamo i soldi per l'operazione. Un'amica di mia madre si è offerta di pagare tutto. Dopo qualche mese è venuta a casa. Ha detto che stavo bene, che ero grande e potevo lavorare con lei. Mia madre ha consentito. Sono partita con lei per andare verso la capitale. Era gentile con me. Il viaggio era molto lungo, incontravamo tante ragazze. Ho chiesto dove andavamo. Lei ridendo rispondeva in città. Ho finalmente capito che andavamo verso la Libia. Lei mi ha subito tolto il telefono. Ho iniziato a piangere. Lei mi ha dato uno schiaffo. In viaggio non si fa rumore, mi ha detto. Arrivati in Libia mi hanno portato subito in una casa chiusa. Lì c'erano già altre ragazze. La sera sono arrivati uomini neri e bianchi. Ho capito. Non volevo. Piangevo. Mi hanno picchiata, venduta molte volte. Parlavano di un debito che dovevo pagare. Sono rimasta in Libia 3 anni. Pensavo che era meglio morire, anche in mare. Mi sono ammalata e da allora non mi hanno voluta più. Non potevo lavorare più. È stato allora che mi hanno fatta imbarcare. Pensavano che potevo lavorare per loro in Italia. Mi hanno consegnato un numero. Ho detto sì, che in Italia avrei chiamato i loro amici. Nel momento in cui sono salita sul gommone, ho buttato in acqua quel numero.
Nella stessa acqua ho voluto gettare il mio dolore. I miei vestiti bagnati sono stati la mia salvezza. Donna Conté vuole aiutare le donne a cui è stato tolto tutto a riprendersi la propria dignità e la propria identità. A fine agosto, si dice, la Sicilia rischia di tornare in fascia gialla, visto l'incremento dei casi. E mentre si attendono i prossimi giorni, il ministro della Salute Speranza si dice soddisfatto per il numero di pass scaricati. Il Green Pass comunque continua a creare problemi ai gestori di ristoranti che non vogliono fare i poliziotti e non lo faranno, come chiarisce il ministro dell'Interno, perché sarà la polizia a fare dei controlli a campione. Sul cambio di colore nell'isola, come vediamo, per il quale nulla è ancora deciso, il quotidiano La Sicilia esce oggi con un titolo che richiama l'attenzione dei lettori, un titolo sicuramente originale. Amministrative a Favara, presentata la candidatura a sindaco di Giuseppe Infurna, sostenuto da diverse liste civiche. Le interviste di Giuseppe Moscato. L'onorevole Giuseppe Infurna presenta oggi la sua candidatura a sindaco di Favara, una forte coalizione di centrodestra con diverse liste civiche. Perché Peppe Infurna si candida a sindaco di Favara? Perché c'è una pazzia sana che me lo fa fare. Intanto io dobbiamo sapere che fino a qualche mese fa per me era lontana dalla mia idea candidarmi a sindaco di Favara. Io non mi candido perché ho la voglia di farlo, mi candido perché c'è il bisogno in questo paese di candidare. Me lo hanno detto in tanti, sono venuti dicendomi la prima volta, noi abbiamo bisogno che tu scenda in campo perché questo paese in questo momento ha tanto bisogno. Ha bisogno di uomini come te che conoscono bene il paese, che conoscono i problemi del paese, che hanno la voglia di fare. Io inizialmente avevo detto non sono interessato, ma di fronte a una chiamata alle armi non posso che dire obbedisco. Obbedisco perché questa città merita il meglio. Io credo che lo posso dare tanto ed è il mio dovere farlo, è il mio dovere scendere in campo, so che la partita è difficile. So che è difficile amministrare questo paese perché lo conosco bene, perché conosco quali sono i problemi, ma so anche come risolverli, con la giusta determinazione e con la voglia di farlo. Tanti problemi, lo avevi accennato, un paese difficile con tante problematiche. Quale potrebbe essere il primo argomento eventualmente da affrontare da sindaco? È chiaro che la questione dell'emergenza urbana è sotto gli occhi di tutti, è un'emergenza. Credo che lo diventerà anche negli altri comuni da qua a qualche giorno perché un contatto caperso di questo non si può accettare.
e credetemi, se io sarò sindaco la prima cosa che farò è che non accetterò assolutamente questo contratto. La pulizia del paese va fatta bene, però col giusto dovuto. Le tasse si pagano, ma giuste. Non è possibile che i cittadini abbiano sulle proprie spalle un contratto così oneroso e una pulizia insufficiente. Questa sarà una delle prime battaglie che faremo nei primi giorni. Poi chiaramente ci sono tante altre tematiche. Non ultima il cimitero, l'acqua, le strade, il fatto che non abbiamo un corpo di vigili urbani a Favara. Non è possibile che questa città diventi un Far West. Dobbiamo normalizzare questo paese. Per farlo c'è bisogno di tutti e io sono qua a mia disposizione. Dicevamo una coalizione di centrodestra e un buon numero di liste civiche. Sì, sicuramente sì, questo mi ha spinto. Mi hanno spinto più le liste civiche e mi ha spinto più il fatto che abbiano accettato il progetto. Perché io sono un uomo al di sopra delle parti, io non ho un'appartenenza politica, non ho una tessera di partito, ho detto sì alle mie condizioni. Le mie condizioni sono che io sono un uomo libero, un uomo di centrodestra che guida una coalizione. Se ci crediamo tutti, lo facciamo nell'interesse del Paese. Io non ho voglia di fare politica per obiettivi diversi che possono essere le elezioni regionali dell'anno 21 per qualcuno. Io se mi metto a fare politica lo faccio solo ed esclusivamente per questo Paese. 10 ottobre appuntamento importante per Favara, l'elezione del sindaco. Forza Italia è qui presente per sostenere Peppe Infurna. Sì, più convinta che mai Forza Italia scende in campo a Favara per dare ai favaresi una stabilità amministrativa e risolvere le tante criticità che Favara ha. Noi ci siamo come partito, ci siamo come coalizione. Questa sera la presentazione non lascia dubbi a quello che è il lavoro che il candidato sindaco assieme alla coalizione porterà avanti, questo orgoglio favarese che deve emergere. I deputati possiamo essere a supporto, ma Favara è dei favaresi e devono scegliere un candidato che appartiene e ha l'identità di questa terra per risolvere i tanti problemi che ci sono. Quella di questa sera è veramente è stato un momento esaltante, un momento bellissimo, dove ho visto tanta gente convinta di riappropriarsi del proprio territorio, di riappropriarsi della propria storia, di riappropriarsi della propria identità. Questo è quello che auspicano i favaresi per questa città ed è quello che Forza Italia auspica a questa coalizione che oggi parte in una campagna elettorale che non sarà facile, non sarà semplice, sarà una campagna elettorale bella all'insegna dell'entusiasmo che questa sera ho colto venendo a Favara. È un candidato che ha un'esperienza, è un candidato che rappresenta il territorio e io ritengo che insieme con tutte le forze che vogliono mettersi a disposizione di un progetto affinché in una condizione difficile si riesca a dare il meglio per questa bellissima città. Coalizione di centrodestra, grandi forze civiche. Sì, io penso che mettere insieme i partiti del centrodestra e soprattutto rappresentativi del territorio, forze civiche, sia un buon segnale e soprattutto un progetto che può dare, ma soprattutto un progetto vivo, fatto di uomini che vivono il territorio ogni giorno e che conoscono bene quella che è la realtà cittadina. Possiamo dire la prima uscita pubblica dell'onorevole Pullara dopo l'adesione alla Lega? Assolutamente sì, abbiamo deciso con un gruppo di colleghi deputati di aderire a questo progetto della Lega che devo dire si è aperto ai moderati e diventando un partito assolutamente centrista e moderato. Questo ci ha consentito di aderire e riteniamo possa essere anche in Sicilia una risposta. Il primo banco di prova, se così possiamo parlare, per elezioni locali potrebbe essere qui a Favara? Assolutamente sì, penso che tra l'altro oltre ai partiti ci saranno liste di centro, liste civiche che appoggeranno questa candidatura che riteniamo possa essere vincente e la risposta corretta per questa città.
Dicevamo poco fa all'onorevole Infurna, candidato a sindaco di Favara, una strada in salita e difficile. Assolutamente sì, devo dire Favara ha bisogno di una risposta concreta su diversi fronti. Riteniamo che Infurna, Peppo Infurna, sia la risposta giusta. Carmelina Guarneri, ex vice prefetto di Agrigento, è la nuova presidente della FIDAPA della città dei Templi per il biennio 2021-2023. È stata eletta ieri alla presenza della presidente distrettuale Maria Ciancitto, vicepresidente è Concetta Sala, segretaria Maria Arnone, tesoriera Antonella Gulotta, past president Luigia Curseri. Revisori dei conti Maria Rosa Bellomo, Maria Cerasola e Mariella Randazzo. Fanno parte come consigliere Adalgisa Catalisano, Rosetta Cremona, Maria Giovanna Guarnera, Giovanna Lauricella, Caruana, Patrizia Nicastro e Gilda Pennica. Inaugurata a Montevago una mostra dell'artista Pomodoro. Vediamo. Nel suggestivo spazio espositivo dei percorsi visivi, il museo Open Air, nato a gennaio del 2021 tra i ruderi della Montevago Antica, l'associazione culturale Regia Mania con il patrocinio del comune di Montevago ha realizzato la mostra personale dell'artista Bruto Pomodoro, titolata Dimore e Archetipi, che è stata inaugurata ieri sera con un evento aperto al pubblico, al quale hanno preso parte le istituzioni cittadine. Dopo il grande successo di visitatori, la risonanza mediatica ottenuta, il museo, nato nel cuore del Belice per celebrare la memoria attraverso la forza rigeneratrice dell'arte, continua il suo percorso di arricchimento ospitando le opere di un artista di caratura internazionale come Bruto Pomodoro, figlio del noto Gio Pomodoro. All'evento sono intervenuti Tanino Bonifacio, critico d'arte e assessore ai beni culturali di Gibellina, Giuseppe Maiorana, presidente della rete museale Belicina, dottor Calogero Armato, assessore al turismo, sport e spettacolo del comune di Montevago. Ha condotto l'incontro Rosi Abruzzo. La serata è stata allietata da Valeria Abate. E noi ci troviamo qui a Montevago in una via, in una piazzetta che prima vedeva la vita di una comunità radunarsi e vivere in questi luoghi. Successivamente questi luoghi sono diventati i luoghi della morte. E se voi ascoltate in silenzio, sentite ancora i gemiti di dolore, le urla di persone che scappano perché crollano le case, crollano le cose, crollano le chiese, fuggono. E questo era il momento del dolore, del tempo passato. Adesso, oggi, attraverso la nuova parola, e la nuova parola è quella della risurrezione, questi luoghi che assaporavano di sangue, di dolore, di morte, sono diventati attraverso l'arte luoghi per ritornare a vivere a nuova vita. Io concludo parafrasando una frase celebre di mio padre che cappeggiava dietro il suo luogo di lavoro, che riportava le seguenti parole: la bellezza fa male perché c'è ma viene negata. Io credo che oggi sia necessario, importante e fondamentale per la rinascita e la ricrescita del nostro paese non negare la bellezza, ma renderla fruibile attraverso qualsiasi modo, attraverso qualsiasi intervento, attraverso qualsiasi contaminazione all'interno della comunità, perché mai come oggi, in un'epoca come questa, dove l'uomo è veramente assalito da
centinaia di problematiche difficili e dure da affrontare, ma non solo la pandemia, io penso anche al rischio che corriamo del riscaldamento globale, il rischio della disoccupazione che comunque sia in terra di Sicilia è molto forte, la possibilità, la speranza che attraverso quello che nel corso dei secoli ha accomunato e ravvicinato il genere umano, cioè la ricerca della bellezza e con questa la felicità che ne deriva, sia una cosa fondamentale. E quindi bene che in terra di Sicilia ci siano queste 5 opere giganti in un luogo di tragedia, in un luogo di dolore, e che adesso ritorni a rivivere come un luogo di bellezza restituita e non negata. E mentre ad Agrigento la pista ciclabile continua ad essere un pericoloso marciapiede, altrove, come a Messina, si interviene per modificarla. L'impegno che avevo personalmente preso come Presidente della Commissione, ma anche devo dire la stragrande maggioranza dei colleghi, è stato compiuto, cioè l'impegno politico, quello di sancire appunto la nostra volontà politica con un atto di indirizzo ben preciso. Dopo, come ha ben detto lei, aver effettuato non soltanto 2 sedute, abbiamo dedicato 2 sedute per approfondire anche il progetto con il RUP, ma anche addirittura ascoltando i commercianti e i residenti della zona, che giustamente hanno manifestato preoccupazione sotto tutti i punti di vista per questo progetto che, lo voglio ricordare, un progetto che comunque è ben accetto dalla Commissione, visto che è stato anche finanziato con i fondi dell'agenda urbana per un importo di 900.000 euro, ma che nonostante le linee guida anche del PUDM prevedano che possa essere realizzato nel tratto dell'Arenile, adiacente ovviamente Contrada Principe, invece l'amministrazione ha voluto sostanzialmente intestardirsi, diciamo, perché purtroppo non si può definire diversamente, di realizzarlo 300 metri dopo l'attuale pista esistente, e quindi penalizzando commercianti e residenti, visto che lì ci sono diverse attività, oltre agli aspetti negativi sotto il profilo viario, della sicurezza eccetera. Quindi con l'atto di indirizzo sostanzialmente chiediamo, addirittura allegando una delibera del Consiglio della Sesta Municipalità, che quindi diventa parte integrante dell'atto di indirizzo, chiediamo attraverso un'interlocuzione appunto col demanio di realizzare, di modificare il progetto nella parte tracciare il percorso, diciamo, nella parte della spiaggia, che tra l'altro si presta anche sotto il profilo paesaggistico. Quindi sarebbe anche l'occasione per poter riqualificare quel tratto di litorale e recuperare anche quella parte di spiaggia. Ma assolutamente sì, anzi voi vi ringrazio, colgo l'occasione per ringraziarvi, perché in quel famoso sabato mattina, dove noi abbiamo incontrato i commercianti, voi siete stati presenti, avete potuto immortalare con le vostre telecamere anche quel bellissimo tratto di spiaggia che si presterebbe appunto con una riqualificazione, e c'è meglio occasione insomma di realizzare una bella pista ciclabile, sarebbe veramente un belvedere per chi la utilizza in futuro. Speriamo che possa ciò accadere. E restiamo nel messinese, a San Piero Patti, per un incontro tra dottori agronomi e forestali. Ogni cosa, vi devo dire, prima che porti il risultato richieda lavoro, quindi questo mettiamoci nel testo. Oggi abbiamo un indirizzo specifico, dobbiamo nascere il propagatore regionale, mettiamoci tutti al lavoro. Ma su un elemento che ci tengo in maniera particolare è l'idea che la libera professione sia il braccio delle politiche pubbliche. È una bella soddisfazione oggi avere il riconoscimento di tanti colleghi, non solo di Messina ma anche delle altre province. In primis la nostra Presidente, che nonostante i 1000 impegni non ha voluto mancare a questo impegno, che questo è già il 3° anno che organizziamo, prima come Ordine di Messina e dopo come Federazione regionale. Gli ordini si incontrano e si confrontano, è un momento di sintesi e di confronto su diverse tematiche ambientali, che coinvolgono quindi non solo l'ambiente ma anche le aziende agricole del nostro territorio. Ne abbiamo parlato prima con qualche altro ospite, l'importanza dell'agricoltura a livello globale, ma l'importanza della figura professionale, del tecnico che assiste gli imprenditori, che assiste gli agricoltori. Sì, questo è quello che fa la differenza. Oggi in un mondo di globalizzazione si parla di produzione, ma si parla soprattutto di prodotti di qualità.
nella nostra provincia abbiamo diversi prodotti di qualità, sono a marchio IGP e soprattutto anche molti prodotti biologici, e se oggi si è arrivato a questo risultato è anche grazie alla professionalità di tanti colleghi, di tanti tecnici che quotidianamente quindi sono accanto agli imprenditori, quindi sul territorio. Professionalità che cresce sempre, perché momenti come quello di oggi servono proprio a questo, al confronto, ad uno scambio di opinioni, di vedute, ma anche di esperienze fatte magari in territori completamente diversi e che trovano il momento di sintesi in giornate di lavoro come questa. Sì, infatti abbiamo noi diversi tavoli tecnici sparsi in tutta la Sicilia, ma anche direi in ambito nazionale, e in questa occasione ci andiamo un po' a scambiare quelle che sono le esperienze, ma soprattutto i risultati che si ottengono quindi dai singoli gruppi di lavoro. Grazie, per me è sempre un piacere venire a trovare i colleghi della Sicilia e abbiamo fatto un grande lavoro in questi 4 anni con i presidenti che adesso stanno andando alle elezioni territoriali. Oggi è stato quindi un bellissimo momento di saluto, ma anche un passaggio di consegne virtuali, possiamo dire così, a chi ci sarà dopo questi splendidi colleghi. E come dicevano, io accolgo sempre l'invito, ma è un piacere, è veramente un piacere, non un sacrificio. E oggi tanti saluti, ma anche tanti contenuti importanti per quella che è la professione, e lasciatemelo dire, più bella del mondo e sicuramente sempre più centrale, perché basta ascoltare quello che qualunque telegiornale, qualunque informazione, tutto quello che viene detto a partire dai livelli europei fino ad arrivare nelle nostre regioni, i progetti del PNRR che senza di noi non so come potranno essere realizzati. Bisogna crederci e bisogna continuare a lavorare tutti insieme. E adesso pausa per la pubblicità. Tra poco con la pagina sportiva. Siamo arrivati allo sport, nuovi arrivi per l'Acragas. Si fa sul serio per quanto riguarda il mercato. Carmelo Lentini. Primi 6 colpi di mercato maturati nel tardo pomeriggio di lunedì. Ma vediamo di conoscerli meglio. In casa Acragas si inizia a fare un po' di calciomercato come si deve. Iniziamo con il primo arrivo, Manuel Onega Camacho, ex Rotonda in Serie D, è un centrocampista classe 93 ed è nato a Buenos Aires in Argentina, ma possiede il passaporto spagnolo. Nelle ultime 2 stagioni ha giocato in D con il Licata e il Troina. In Italia ha militato anche nella Sangiorgese e nel campionato spagnolo con la RSD Alcalá e a Gibilterra con il Mons Camp ed il Britannia. Rosario Costantino invece è originario di Palermo, è un classe 97, è un difensore centrale dei piedi buoni e può coprire anche il ruolo di mediano. È cresciuto nelle giovanili del Palermo, titolare inamovibile nella primavera rosanero. Costantino è reduce da una stagione positiva con la maglia della Don Carlo Misilmeri nel campionato d'eccellenza. Ha giocato anche in Serie C con le maglie di Gubbio e Alma Juventus Fano. Nella stagione 19-20 ha indossato la maglia del Palazzolo nel campionato di eccellenza Girone B. Poi, prima della sospensione dello scorso campionato di eccellenza, ha giocato una partita con la Pro Favara e subito dopo è approdato a Misilmeri. Terzo acquisto è Omar Diop, è difensore centrale senegalese classe 91. Ex Enna nel campionato di eccellenza Girone B. Diop inizia la sua carriera calcistica nella Pro Sesto in Serie C1 e poi passa alla San Bonifacese in Serie C2. Dal 2012 ha sempre giocato tra eccellenza e Serie D, ultime squadre di appartenenza Siracusa, Città di Scordia, Reale Avola, Biancavilla e Palazzolo. Quarto arrivo è invece il portiere Salvatore Di Carlo. È originario di Termini Imerese, classe 89, è alto 1,89 e nelle sue recenti 2 stagioni ha giocato con il Licata e il Marina di Ragusa, entrambe in Serie D. Di Carlo ha disputato poi tantissimi campionati di eccellenza con squadre del calibro di Atletico Mazzara, Atletico Catania, Mazzara, Tor Sapienza, Vittoria, San Cataldese. Ha giocato anche con il Camara del Carini. In Serie D nella stagione 2009-2010 ha difeso la porta del Mazzara. Salvatore Di Carlo è cresciuto nel giovanile dell'Udinese. Quinto
arrivo in casa biancazzurra è il forte centrocampista Pablo Cristian Piuca, ex Enna del campionato eccellenza, è nato anche lui in Argentina, esattamente a Buenos Aires. È un atleta classe 88, centrocampista moderno, bravo in interdizione e altrettanto a far ripartire le azioni. Inoltre abile sulle palle inattive e negli inserimenti. Si tratta di un calciatore di grandissima esperienza e affidabilità. Dopo aver fatto la trafila giovanile nel Vélez, nel 2009 milita con la casacca dell'Almagro nella Serie B argentina. La stagione successiva si sposta e gioca ancora in Serie B, però in Uruguay con il Plaza Colonia. Nel suo curriculum c'è anche una stagione nella Lega Pro polacca. Quando arriva in Italia la sua prima squadra è il Verbano nel campionato di Serie D. Il resto è storia recente e tra i campionati siciliani dove ha militato ha giocato con Ragusa, Palazzolo, Biancavilla e ultimamente con Enna. Infine la ciliegina sulla torta, si tratta di un ritorno, l'attaccante Roberto Cortese, originario di Sciacca, classe 84, nel 2010 ha indossato infatti la maglia dell'Acragas nel campionato d'eccellenza, totalizzando 14 presenze e segnando ben 8 reti. Cortese, centravanti di grandissime qualità, può contare su un curriculum importante per avere militato in Serie C1 con il Taranto, Foggia e Paganese. È cresciuto, come abbiamo detto prima, nel giovanile dello Sciacca Terme e ha indossato anche la maglia della primavera della città di Palermo. Poi ha disputato tantissimi campionati di Serie D con le maglie della Foce Vara, Leonzio, Poggibonsi, Aderano, ha giocato anche con il Giarre. Infine, prima di approdare all'Agragas, è stato anche alla Nissa. Dopo i campionati di Serie C1 Taranto, Foggia e Paganese, è tornato tra i dilettanti con la Casertana in Serie D, ma non dimentichiamo che nel suo curriculum ci sono squadre come Acireale, Interreggio e Turris. È tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.